Mi sono sentito come fossi in gondola così per un 20 minuti, una cosa del genere, no? Si muoveva tutta la rete del letto, tutto quanto, insomma, ecco. La forte scossa di magnitudo 6.0 con epicentro nel Reattino è stata percepita anche a circa 20 km di distanza, come ci ha raccontato una coppia di coniugi residenti a Spinea che si trova a Frassosabino in provincia di Rieti per le vacanze estive. Sono andati fuori in piazza perché c'è la piazza del castello e niente, altri parenti hanno qua la piscina, si sono riversata verso la piscina e hanno visto che l'acqua della piscina rotolava, tanto la forza che era forte. Al momento il bilancio dei morti è di una settantina, ma potrebbe essere destinato a salire. Intanto da Venezia sono partiti 23 operatori specializzati nella ricerca di persone sotto le macerie, supportati dal nucleo cinofili con 3 unità. In fase di partenza anche un elicottero del reparto volo di Venezia con il pilota specializzato nella mappatura del territorio tramite drone. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha invece disposto l'invio di una colonna attrezzata della Protezione Civile per collaborare con la Protezione Civile nazionale e le regioni interessate nel portare soccorso alle popolazioni colpite. Anche la sanità regionale, tramite il sistema di emergenza-urgenza, si è mobilitata, contattando la Protezione Civile nazionale e dando disponibilità qualora ci fosse la necessità di accogliere pazienti critici negli ospedali veneti. Disponibilità anche da parte della città di Venezia. Siamo vicini e preghiamo per le comunità coinvolte, diffonde in una nota il sindaco Brugnaro, ed esprimiamo le nostre più profonde condoglianze per le numerose vittime del sisma. Nel ringraziare tutte le persone impegnate in queste ore a prestare soccorso, continua, anche Venezia vuole dare il proprio contributo mettendo a disposizione 25 volontari della Protezione Civile comunale pronti a partire per offrire aiuto alle terre colpite dal sisma.